Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dalla mascherina, oggi parleremo di come implementare i numeri cosmici, visto che abbiamo già visto due pillole del vostro Marietto che potete trovare tranquillamente nel canale Marietto Veneziano. Però prima di iniziare questa piccola micro pillola vorrei chiedervi di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare anche nei nostri gruppi Facebook. Una cosa importante è che questi circuiti li potete trovare sia nel sito del capitano.altervista.org che nei gruppi di Facebook, e se volete potete anche venirci a trovare nei gruppi di Telegram, dove ogni lunedì sera abbiamo degli incontri e studi su esoterismo. Bene, ora iniziamo questa piccola pillola in cui noi oggi vedremo come estrapolare dei numeri cosmici e poi rinforzarli con un emettitore molto potente, quindi per poterli fare vibrare in modo più potente e protettivo. Quindi prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, mettiamo il nostro testimone se dobbiamo valutare qualcuno per cercare i numeri Busby o cosmici, oppure se per noi chiediamo se questo quadrante farà al caso nostro. Quindi mettiamo il pendolino e facciamo la domanda: questo quadrante farà al caso nostro per la domanda che vogliamo fare con i numeri Busby? E vedete che il pendolino ci dice di sì. Vedete? Bene. Quindi a questo punto noi siamo sicuri che questa operazione andrà sicuramente a buon fine. Vedete? Perfetto. Quindi togliamo il pendolino, togliamo il nostro quadrante radiostesico e prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Vi ricordo che questi circuiti possono essere scaricati tranquillamente e gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org. Bene, prendiamo il nostro pendolino, ricordatevi di mettere sempre qui, vedete, metto a favore di camera il circuito, mettere sempre qui il testimone. In questo caso, se siamo noi, basta chiedere come andrà il lavoro e vedete che il lavoro, in questo caso qua, il pendolino ci dice che sarà molto favorevole. Vedete? Bene, quindi siamo a posto. Quindi passiamo subito alla prossima operazione e prendiamo il quadrante radiostesico per la ricerca di numeri cosmici o numeri Busby. Vedete? Questo circuito, vi ripeto, lo potete trovare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org negli ebook che ho fatto. Quindi questo, per chi non avesse visto le altre pillole, farò un riassunto. La parte sinistra è per cercare quante cifre, quanti numeri, da questa parte qua, dove c'è questo simbolino qua, è per cercare i numeri, quanti numeri dovrò cercare poi nella parte destra. Quindi nella parte di sinistra, ad esempio, io voglio un numero cosmico che mi aiuti a cercare lavoro, quindi mi posizionerò qua, chiederò il numero cosmico che mi aiuterà a cercare lavoro, e vedete che qua mi dice 11, quindi io avrò bisogno di 11 numeri che estrapolerò dalla parte destra. Quindi fatto questo, mi posiziono il quadrante così, metto il mio indicino sul numero 11, poi vado sulla parte dove c'è la lettera A e inizio a chiedere il primo numero cosmico per trovare lavoro. Vedete? E a questo punto mi darà il numero 1. Quindi mi fermo, prendo una penna, carta e penna e scrivo il numero 1. Poi passerò al secondo numero e mi darà il numero 3, vedete? Punta sul numero 3, mi fermerò, scriverò il numero 3, poi andrò avanti col quarto numero e mi dà il numero 5. Vedete cari amici? E così via facendo fino a 11 numeri, a 11 cifre.
Fatto questo, quando noi avremo scritto le nostre 11 cifre, cosa faremo? Prenderemo il nostro fogliettino di carta che noi avremo scritto, con su scritto magari anche il nostro nome e cognome, ma non è importante, visto che noi abbiamo chiesto specificamente 11 numeri, i numeri cosmici per cercare noi il nostro posto di lavoro, e a questo punto lo metteremo in un emettitore molto potente, che è questo qua, che vi ho già fatto vedere in altre pillole. Questo è uno dei più potenti emettitori radionici di onda di forma. Quindi cosa farete? Metterete dentro il vostro numerino dentro questa conchiglia, la posizionerete in un posto sicuro e lascerete lavorare i numeri cosmici dentro questa conchiglietta. Chiaramente quando avrete trovato un buon posto di lavoro che fa al caso vostro, chiaramente non ci sarà più bisogno che dentro qua ci sia praticamente il numero cosmico. Comunque lo si può sempre lasciare, male non fa. Ecco, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa pillola. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda e Marietto Veneziano, o di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Eventualmente potete anche trovare, se non l'avete ancora fatto, e scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org i vari circuiti e quadranti radiostesi che vi ho fatto vedere nelle varie pillole. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!